A 2 giorni dall'inizio della fiera lei interviene in merito alla situazione delle strade limitrofe a via Capitano Callea. Sì, innanzitutto la nostra vuole essere una riflessione sulla situazione delle strade in generale per Favara, perché vediamo che il mando stradale è dappertutto rovinato e ci sono buche e pericolosità in tutto il paese, ma in particolar modo la zona vicino alla fiera. La nostra nota riguarda in particolare delle vie che sono traverse parallele alla via Fava, che è una traversa di via Capitano Callea. Praticamente via Soldato Zambito, via Gramsci, via Togliatti, via Pandora, sono delle strade che quest'estate sono state interessate dai lavori di rifacimento del mando stradale. Hanno fatto tutta la rete fognaria nuova e hanno dato una sistemata. Purtroppo le strade sono rimaste senza asfaltate, tutte le buche sono passate, le tubature sono rimaste con del calcestruzzo o addirittura del materiale di cantiere. La situazione già era grave prima, adesso con le prime piogge è ulteriormente peggiorata. Passare adesso in queste vie è una chicane, sono molto pericolose. In imminenza della fiera queste vie saranno interessate sicuramente da un traffico enorme sia pedonale che veicolare. Non sarà più possibile la chicane e prenderemo in pieno le scaffe. Io chiedo a nome del partito un intervento urgente, almeno le zone più pericolose, un ripristino, un po' di asfalto per poter rendere meno pericolosa la zona.